Iniziamo la nostra meditazione aprendo la Bibbia. Leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, dal primo verso fino al verso 3. 3 versi leggeremo. Ebrei, capitolo 12, dal primo verso fino al verso 3. Amen. Appena lo trovate vi invito ad alzarvi in piedi, cambiamo posizione, onoriamo la parola di Dio. Il Signore sia lodato. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Amen. Potete accomodarvi. Gloria a Dio. È un bel incoraggiamento per tutti noi. Non dobbiamo stancarci e non dobbiamo perderci d'animo. Alleluia. Prima di questo capitolo 12, lo scrittore agli Ebrei parla della fede e di esempi di fede, cioè di uomini valorosi, di persone come noi, che per fede hanno visto la gloria di Dio. Gloria al Signore. Inizia da Abele. Per fede Abele, sto leggendo capitolo 11, il primo esempio che fa lo scrittore. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Cioè la fede non muore mai. La fede, la nostra fede, anche se noi non ci siamo più, rimane come testimonianza. Amen? Amen. E grazie a Dio per quanti siamo ancora nella fede da tanti anni, abbiamo conosciuto tanti fratelli che adesso non ci sono più, sono con Gesù, però hanno lasciato un caro ricordo nella mia vita. Posso dire veramente, quegli uomini per fede, alleluia, hanno combattuto il buon combattimento. Per fede sono mossi, sono andati a evangelizzare, hanno predicato, per fede hanno resistito contro denunce, contro il carcere, per fede. Alleluia. Ero ragazzino, mi ricordo, e amavo i racconti dei fratelli anziani che venivano da Catania a Lentina, il mio paese, a presiedere, perché era una piccola missione all'inizio ed era presa in cura dalla comunità di Catania, quindi i fratelli di Catania venivano a casa dei miei nonni, no? E poi grazie a Dio si è aperto il locale di culto, e quando poi la chiesa è cresciuta abbiamo avuto anche noi il pastore, gloria a Dio, no? Ero lì che questi fratelli venivano ogni tanto perché avevano lasciato, come dire, un pezzo di cuore, no? In quella Lentini che avevano curato, avevano evangelizzato, ogni tanto mi ricordo venivano e io gli chiedevo, dimmi, raccontami fratello, io mi raccontavo. Venivamo a Lentini, non c'erano le insegne, pregavamo il Signore, indicaci la strada, così nella semplicità. Erano tempi antichi, non c'erano le insegne, era buia la strada, da Catania sì era vicino, ma sembrava più lontano in altri tempi, no? E il Signore li ha sempre guidati, sorretti, aiutati, Alleluia, per fede hanno compiuto un servizio al Signore.
e siamo chiamati anche noi a compiere lo stesso servizio. Alleluia, la nostra fede deve essere la stessa fede di chi ci ha preceduto. È una fede che deve tramandarsi di generazione in generazione. Appunto, per questo inizia così questo capitolo 12, anche noi. È importante, anche noi, come loro. L'Apostolo Paolo non sta dicendo noi apostoli, ma sta parlando al popolo di Dio. Anche noi, come coloro che ci hanno preceduto, come Abele, Enoch, come Abramo, come Isacco, come Giacobbe, come chi ha avuto vittoria per fede caddero le mura di Gerico, no? Per fede, senza combattere. Giosuè sperimentò proprio questa vittoria ottenuta per fede, ubbidendo a quello che Dio gli aveva detto di fare. Fai così, gira attorno alla città 7 volte, canta. L'ultimo giorno, squillo di tromba, sta fermo, vedrai che le mura cadranno. Quindi per fede hanno visto la gloria di Dio. Noi siamo chiamati per fede a vedere la stessa gloria. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, alleluia, sono stati testimoni, come noi siamo testimoni, è vero? Alleluia, della grazia di Dio, e come noi siamo chiamati a trasmettere agli altri la nostra fede, una fede che abbiamo ricevuto, alleluia, dimora in noi, opera in noi e viene trasmessa anche ad altri. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Amen. Alleluia. Servire il Signore è come una gara che ci è proposta. Partecipare ad una gara. Stamattina in qualche modo abbiamo accennato, no? Alla corona, al premio che si ha quando si completa il servizio, no? Si giunge all'arrivo, si taglia il traguardo. Abbiamo letto una serie di versi che riguardano nel Nuovo Testamento la corona e il premio. È come una gara, bisogna prepararsi, bisogna allenarsi. Amen? Siamo un po' considerati nel Nuovo Testamento anche come degli atleti. Il credente è come un atleta, deve essere disciplinato, deve stare attento a quello che mangia, e noi spiritualmente dobbiamo mangiare del cibo sano, è sempre dallo stesso fornitore. Questo è importante. Perché molti mangiano un po' qua, un po' là, non sempre fa bene. Grazie a Dio sappiamo da dove arriva il cibo, vero? Alleluia, cibiamoci di questo cibo che è parola di Dio, parola vivente e che sa nutrire i nostri corpi. L'atleta è ben preparato, non solo deve stare attento a quello che mangia, ma deve anche disciplinarsi nel corpo. Non sempre può assimilare il corpo tutto quello che desidera, ma occorre che possiamo controllare bene anche il nostro corpo, controllare noi stessi. È così, chi ha fatto un po' di sport da piccoli è così, vero? Si sta attento, quando è una gara devi mangiare all'orario. Si giocava alle 2:30, mi ricordo, si mangiava alle 11, 11:30 massimo. Quello che il nutrizionista poi dava da mangiare, cibo importante che nutriva ma leggero, semplice. Amen. Gloria al Signore. Per quanto semplice è la parola di Dio, a volte l'ascoltiamo e sembra quasi un racconto, chissà, a volte ci aspettiamo chissà quale dottrine complicate da capire. No, la parola di Dio è semplice per i semplici. Amen. Gesù è semplice, Dio è semplice. Ci ha dato dei misteri ai quali non possiamo arrivare neanche se studiamo da mattina a sera la Bibbia, perché siamo limitati, ma quello che possiamo conoscere anche per rivelazione. E lo Spirito Santo ci guida proprio in questo, nella rivelazione, nel comprendere la sua parola, ma Dio sa farsi capire. Amen. E grazie a Dio, perché Egli sa parlare a tutti, a chi è colto
chi è meno colto, amen? Chi è più complicato e chi è più sempliciotto, più semplice. La parola di Dio giunge ai nostri cuori e produce un effetto meraviglioso, nutre l'anima. Alleluia! È un incoraggiamento a correre, a partecipare alla gara. Alleluia! Gli atleti una volta correvano per non per una medaglia, ma per una corona che era corruttibile, dice l'Apostolo Paolo. Noi corriamo per una corona che invece è incorruttibile. Amen? Cioè alla fine del traguardo noi riceveremo il premio. Abbiamo preso spunto stamattina da Caleb, che a 85 anni dice a Giosuè: io sono oggi, che ho 85 anni, forte come lo ero a 40 anni. Siamo stati esploratori, vi ricordi? Siamo stati esploratori, eravamo in 12. 10 hanno fatto la loro relazione pessimistica, no? Scoraggiando Mosè, il popolo. Invece solo Giosuè e Caleb dissero: sì, ci sono queste difficoltà, ci sono dei giganti, città fortificate, non abbiamo armi per combattere questi eserciti, ma se Dio ci ha promesso la terra promessa, quella è la nostra terra, Dio ce la darà. Amen. E diceva Caleb: io sono stato sincero, ho svolto il mio servizio in modo fedele e sinceramente, con tutto l'animo e la sincerità di cui sono disposto a fare. Gloria a Dio. E diceva: dammi ora questo monte, quel monte dove io sono salito per esplorare e ho visto dall'alto la terra promessa, dammi quel monte, è mio. Io conquisterò quel monte, combatterò. Amen? Amen. E lo spunto della riflessione è stato proprio questo: dopo 45 anni le sue forze non sono cambiate, non sono mutate, non sono venute meno, si è saputo mantenere nel corso degli anni. Amen. La stessa cosa dobbiamo fare noi. Dobbiamo saperci mantenere come gli atleti. Alleluia. Più avanti si va con gli anni e non è che dobbiamo raffreddarci o perdere potenza spirituale, vigore, freschezza, fede, no. Dobbiamo anzi crescere sempre di più. Più avanti andiamo e più dobbiamo crescere, perché assumiamo sempre di più nuova consapevolezza. Alleluia, gloria a Dio. Conosco pastori che sono in pensione perché non si può fare il pastore per 100 anni. Passano gli anni e devi anche metterti da parte, ma il Signore non ci congeda mai. Anche se non più al servizio di una chiesa, pastore di una chiesa, sono sempre disposti. Quando li inviti, quando disposti nei consigli, c'è da evangelizzare, andiamo, forza, fratelli, andiamo, muoviamoci, sempre pronti al servizio, a conquistare nuove anime. Amen? Amen. Alleluia. Quindi, però, per partecipare a questa gara, a questa competizione, tra virgolette, dobbiamo lasciare ogni peso. Non possiamo correre con il peso, no? Dobbiamo lasciare ogni peso. Alleluia. Lasciamo il peso ai piedi di Cristo. Alleluia. Non portiamoci dentro pesi, non portiamoci dentro cose che ci appesantiscono, ma vogliamo essere liberi nel servizio, agili. Amen? Alleluia. E dice ancora lo scrittore: corriamo con perseveranza. La perseveranza è una qualità che dobbiamo avere, essere perseveranti, perché a volte inizi qualcosa, poi non vedi il frutto sperato, ti stanchi, no? Devi essere perseverante, devi continuare a battere lì, il ferro, devi continuare a battere sempre, arare, continuare ad arare. Giunge l'acqua, annaffia e continua ad arare, ma non nasce niente, continua ad arare, passa il tempo, non importa quanto tempo deve passare, ma devi essere perseverante. Alleluia, alleluia. Questo è importante. Amen. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, quindi c'è un traguardo da tagliare, o no?
alcuni non so come fanno, ma sentono già di essere arrivati in cielo. E invece ancora in cielo ci dobbiamo arrivare, fratelli. Siamo sulla strada che ci porterà in cielo, ma dobbiamo continuare a camminare, a correre. Certo, a volte ti stanchi, rallenti un po', ma continua, prendi il respiro un po', ma continua, devi correre, finché non giungerai a tagliare il traguardo. Amen? Amen. Gloria al Signore, il traguardo è glorioso, bello il principio, ma più bello è ancora la fine. La fine non è qualcosa che uno vede come triste, sto finendo i miei giorni, sto morendo. L'Apostolo Paolo, appena stava rendendosi conto che il Signore lo stava per chiamare, a Timoteo scrive: io me ne sto andando, il Signore mi sta chiamando, ma per me è riservata quella corona di giustizia che il giusto giudice ha riservato non solo a me, ma a tutti coloro che amano la sua apparizione. Quindi già vedeva il traguardo, quasi la fine, ma gloria a Dio, non è la fine, è l'inizio, è l'inizio di un'eternità meravigliosa con Gesù. Gloria a Dio. Ora, come bisogna servire il Signore? Fissando lo sguardo su Gesù. Abbiamo un esempio, no? Che esempio più grande e più perfetto di Cristo Gesù? Guardiamo a Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Amen? Amen. Gesù ha creato qualcosa in me e in te, la fede. È Gesù l'autore della nostra fede. È colui che ha creato in noi la fede. Non avevamo fede. Ma quando Gesù è entrato nella nostra vita, ha messo in noi la fede. Amen? Amen. Alleluia, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo riconosciuto, l'abbiamo accettato. Ecco che in noi è nata la fede. Ora, questa fede ha bisogno di essere curata. Perché non può crescere così come gli pare. Allora leggiamo che è Cristo che crea la fede e la rende perfetta. La nostra fede deve essere perfetta agli occhi di Dio. E il Signore sa come intervenire per aggiustare qualcosa dentro di noi affinché la nostra fede sia ai Suoi occhi una fede perfetta. Gloria al Signore. Dobbiamo avere fiducia nel Signore. Dobbiamo fissare il nostro sguardo su Gesù. Dobbiamo guardare a Lui. Alleluia. Cosa ha fatto Gesù? Ha sopportato. Ha sopportato la croce. Perché l'ha sopportata? Perché vedeva qualcosa che ancora in quel momento non vedeva. Non era reale, ma vedeva qualcosa in prospettiva che grazie a Dio oggi c'è. Sapete a cosa mi riferisco? Alla Chiesa. Amen? Amen. Certamente c'erano le folle che lo seguivano, ma grazie al suo sacrificio, alleluia, le anime sono state salvate ancora dopo. Amen. Gesù ha affidato una missione ai Suoi discepoli: andate per tutto il mondo predicando l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen? Amen. E gli apostoli questo hanno fatto. Dopo la morte di Lui, la sua risurrezione, sono stati incoraggiati. Gesù è apparso ai Suoi discepoli e poi doveva avere inizio la loro missione. Hanno visto Gesù salire in cielo. Alleluia, sono stati battezzati nello Spirito Santo, quindi equipaggiati, preparati, potenziati dallo Spirito Santo e hanno iniziato la loro missione. Amen. Ha iniziato a evangelizzare. Alleluia, sono formate gruppi di credenti in tutto il mondo. Amen. Poi è giunto l'Apostolo Paolo, ha continuato l'opera di evangelizzazione. Gloria a Dio. Ecco, Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, sapeva che quel sacrificio avrebbe prodotto salvezza. Amen.
Ci sarebbe stata nell'umanità, non tutta l'umanità, ma una quota sicuramente dell'umanità, sarebbe stata salvata, proprio per quel sangue che gli ha versato, anche se l'offerta di salvezza è offerta a tutta l'umanità. Purtroppo c'è chi non lo accetta. Dio vorrebbe che tutti gli uomini si salvassero, ma sappiamo che non è così, vero? Il suo desiderio è salvare tutti, ma sappiamo che c'è chi lo accetta e c'è invece chi non accetta Gesù. Alleluia. Ma per la gioia che gli era posta davanti, quindi vedendo il frutto, come dice Isaia, il frutto del suo tormento interiore, no? Cosa avrebbe prodotto? Chiesa, fedeli, grazia, libertà dal peccato. Sopportò la croce. Ora noi dobbiamo anche noi vedere quello che non vediamo adesso. E per quello che non vediamo adesso, ma riusciamo per fede a vedere, troviamo nuove forze per andare avanti. Ecco l'esempio di Cristo. Per la gioia che gli era posta dinanzi. Fratelli e sorelle, davanti a noi c'è posta una gioia meravigliosa. Si chiama eternità. Alleluia, vita eterna con Cristo Gesù il Signore. E in virtù di questo noi andiamo avanti, sopportando le difficoltà della vita quotidiana, le prove. Ne avete difficoltà? Alzi la mano chi non ha difficoltà. Chi non ha la tua... Abbiamo difficoltà o no? Sì. Come credenti, sì, anche se serviamo il Signore abbiamo i nostri combattimenti, le nostre difficoltà. Però non per questo dobbiamo scoraggiarci, venir meno, Anzi, proprio nelle difficoltà sperimentiamo la gloria di Dio, la sua fedeltà, il suo intervento, Alleluia. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori. A volte soffriamo per l'ostilità che incontriamo negli altri. Io ci soffro. E a volte penso, ma perché mi sono fatto a volte dei nemici senza che avessi voluto avere dei nemici. Io non voglio avere dei nemici. Però la gente ti odia senza motivo. Ti tratta male senza che te lo meriti. E in coscienza uno ci riflette, ma cosa ho fatto? Cosa ho potuto fare? E in coscienza dice, ma non ho fatto niente, e accetti quello che è il sentimento degli altri, ma non possiamo essere simpatici a tutti. Consideriamo Gesù, l'ostilità che ha dovuto sopportare contro la sua persona, ma che male faceva Gesù? Chi mai ha offeso Gesù? Anzi, ovunque andava ha fatto sempre del bene. Amen? Quindi come credenti dice, considerate quello che ha sopportato Gesù, l'ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi l'animo. Non ci stanchiamo e non perdiamoci l'animo, ma andiamo avanti, seguiamo il Signore, continuiamo a servirlo, accada quello che accada, continuiamo a servire il Signore. Dobbiamo essere determinati, convinti, certi che stiamo servendo il Signore. Amen. Non una dottrina d'uomo, non una istituzione umana. Stiamo servendo il Signore. Alleluia. E certamente servire il Signore vuol dire anche avere un nemico, non dei nemici, ma un nemico. Il nemico di Dio è il nemico nostro. Siete d'accordo? Sforziamoci di vedere negli altri non nemici in quanto uomini, che è il nemico che li controlla i pensieri per farci del male, per farci demordere, per farci stancare. Ma se sei veramente convinto, se hai conosciuto veramente chi è il Signore,
niente e nessuno mai potrà separarti dall'amore di Dio e dalla volontà di servirlo sempre di più. Anzi, il nemico ti stanca, vuole che tu ti stanchi, anzi sarò ancora più deciso, servirò il Signore, continuerò ad essere il cristiano che devo essere. E se non lo sono stato ancora in modo come vuole l'autore della nostra fede, che è Cristo Gesù il Signore, mi studierò, mi arrenderò affinché lo Spirito Santo possa completare quello che è iniziato nella mia vita. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Vogliamo essere incoraggiati questa sera. Alleluia, ci alziamo in piedi, vogliamo ringraziare il Signore. Alleluia.